Razzi, petardi, botti in genere o i colpi a salve del cannone, quel fragoroso rumore che per gli antropologi è il superamento della soglia della coscienza, è un gesto antico e tradizionale anche del passaggio al nuovo anno. Ma dal 2016 è stato silenziato per combattere l'inquinamento ambientale, per motivi di salute e sicurezza verso le persone ma anche gli animali. Tantissimi comuni del Veneto e del Veneziano che avevano deciso di mettere il silenziatore anche quest'anno alla tradizione, fino a poche ore fa. Abbiamo replicato la medesima ordinanza dell'anno scorso, l'abbiamo sottoposta alla prefettura, per un esame preventivo. Una settimana fa ci ha risposto formalmente che andava bene. Fuochi sì, ordinanze no. Per il Ministero dell'Interno il provvedimento in questione non è di competenza dei sindaci. Causa nuove indicazioni del Ministero non va più bene e quindi non la possiamo fare. Prendiamo atto e obbediamo. La prima illustre bocciatura è arrivata dal TAR al sindaco di Roma Virginia Raggi, quindi dai prefetti ai sindaci del nord-est. Noi volevamo dare un segnale che è soprattutto culturale, sappiamo che non è facile farla rispettare l'ordinanza, però ci sembrava sia appunto un inizio, un segnale. L'invito è dunque al buon senso di tutti.